Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Molti dubbi sulla morte di Aurora Maniscalco, la giovane hostess palermitana precipitata al balcone a Vienna. I parenti non credono alla versione del fidanzato, non si è suicidata, avevano litigato. Pedopornografia con l'intelligenza artificiale, in rete 3.000 immagini di minori denudati. A lanciare l'allarme l'associazione Meter che invoca leggi più severe. Ammonta a 100 milioni di euro l'evasione fiscale in Sicilia. In un anno le Fiamme Gialle hanno scoperto anche oltre 600 imprenditori e aziende sconosciute al fisco. È stato recuperato anche l'albero del Basian. Il veliero affondato lo scorso agosto a Porticello, nel Palermitano. Alla Procura di Termini Imerese adesso è il compito di chiarire le cause della tragedia. Caldo e caos, a Catania cantiere ancora aperto nel solarium del Nautico. A San Giovanni Licuti la piattaforma è fruibile, ma per i bagnanti ancora disagi. Calcio, si cominciano a muovere sul mercato le siciliane in Serie C. Il Catania guarda profili già visionati a gennaio. A Trapani tra i primi obiettivi c'è il portiere. Bentrovati, in apertura il Maxi Blitz antimafia che è in corso dalle prime ore di questa mattina, interessa la Sicilia fino ad arrivare a Pavia. Oltre 80 finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania stanno eseguendo nelle province di Catania e Pavia un'ordinanza riguardante complessivamente 20 persone indagate. Il GIP ha disposto misure cautelari personali e reali nei confronti di 8 persone gravemente indiziate a vario titolo di associazione a delinquere di stampo mafioso, nonché delle condotte di estorsione, ricettazione, detenzione di armi, trasferimento fraudolento di valori e spaccio di sostanze stupefacenti, e tutte, come vi dicevo, aggravate al metodo mafioso. I destinatari delle misure, alcuni di questi destinatari di queste misure sono uomini di peso del clan Laudani. E adesso veniamo alla misteriosa morte di Aurora a Vienna, l'hostess palermitana precipitata dal balcone del suo appartamento. Gli esami tossicologici hanno dato esito negativo, è stato interrogato il fidanzato che era con lei. Per la famiglia, che ha presentato 2 denunce, una a Palermo e l'altra a Vienna, sono troppi i punti da chiarire e comunque non credono alla versione del suicidio. Roberta Lunghi. Sono negativi gli esami tossicologici fatti su Aurora Maniscalco, la 24enne hostess palermitana caduta dal 3° piano del suo alloggio e morta lunedì a Vienna. Lo hanno appreso alcuni familiari che non credono affatto al suicidio. Raccontano che Aurora era stata a Palermo a maggio e non era affatto depressa. Voleva iscriversi a un corso di tedesco e aveva progetti. I parenti della ragazza confermano che l'hostess e il fidanzato litigavano spesso. Non sappiamo però, spiegano, quali fossero i motivi. La 24enne lavorava per Lauda Air da poco, era residente nella capitale austriaca in compagnia del fidanzato, un 27enne assistente di volo, ma per un'altra compagnia, che è stato sentito un paio d'ore dagli investigatori. L'uomo avrebbe confermato di aver litigato con Aurora e ha dichiarato che improvvisamente la fidanzata si sarebbe lanciata nel vuoto. Intanto i familiari di Aurora si trovano a Vienna, dove hanno presentato denuncia in commissariato, così come hanno fatto anche a Palermo. Tanti perché per questa famiglia che non ha più lacrime da versare, a partire dal profilo WhatsApp di Aurora. Perché non c'è più la sua foto? Perché non si vede l'ultimo accesso? Secondo quanto si apprende, il fidanzato della vittima, con il quale conviveva a Vienna, era con lei durante la tragedia. E allora perché, si chiedono, la casa non è stata sequestrata? E ancora, perché non è stata disposta l'autopsia? L'esame autoptico infatti è stato chiesto dal legale della famiglia insieme al sequestro dell'alloggio e all'analisi dei cellulari e di tutti i dispositivi in uso alla vittima. Non vogliamo puntare il dito contro nessuno, dichiara il legale della famiglia, ma su questa vicenda riteniamo legittimo che ci siano aspetti da chiarire. Una 47enne è stata arrestata dai carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta in un paese della provincia. L'accusa è di estorsione ai danni di una donna vulnerabile. Assieme a un'altra donna che è stata denunciata, per anni avrebbe costretto la vittima a dare dei soldi, migliaia di euro in più d'azioni, con la minaccia di denunciarla ai carabinieri per una inesistente danno a un'auto. E adesso veniamo agli sviluppi sulla maxi rissa avvenuta ad Acireale in piazza Duomo tra una ventina di ragazzi. La polizia ha identificato e denunciato 4 giovani che hanno aggredito 2 egiziani, lo avrebbero fatto per vendetta. Sentiamo Emanuela Corsi.
Una vendetta amorosa. Sarebbe questa la causa della maxirissa scoppiata da Cireale giovedì scorso nei pressi di Piazza Duomo. 4 giovani accesi, 2 ventenni, un 19enne e un 21enne, sono stati identificati e denunciati per lesioni aggravate in concorso e porto illegale di oggetti atti ad offendere nei confronti di 2 egiziani. Alla base della spedizione punitiva, una frequentazione avviata da uno dei 2 stranieri con una ragazza di Cireale a cui era interessato anche uno dei giovani aggressori. Secondo il racconto di alcuni testimoni, la violenza si è sviluppata in pochi minuti, in pieno centro, quando dalla vicina via Davì è arrivato il gruppo composto da 20 ragazzi che si è scagliato contro uno dei 2 egiziani che si sono dati alla fuga. Gli aggressori non hanno desistito e si sono messi alla ricerca dei 2 coetanei, individuandoli in Corso Umberto. Lì si è consumata la scena violenta che vediamo in queste immagini registrate con un telefonino. Per difendersi, uno dei giovani aveva in mano un palo in metallo della segnaletica stradale provvisoria nel tentativo di tenere distanti gli aggressori. Il giovane ha immediatamente messo il palo a terra non appena intervenuta la polizia. I 2 aggrediti sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale Santa Marta e Santa Venera, dove a uno dei 2 è stato riscontrato un trauma cranico, ferite all'emitorace e all'addome con prognosi di 15 giorni. Sono al vaglio degli investigatori le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per individuare gli altri responsabili dell'aggressione, ai quali potrebbero essere applicati anche provvedimenti amministrativi come il DASPO urbano. La Polizia Postale di Catania ha arrestato in flagranza di reato un uomo di 42 anni, residente nel Catanese. È stato trovato in possesso di un'ingente quantità di materiale pedopornografico nell'ambito dell'indagine avviata al Centro Nazionale per il contrasto alla pedopornografia. Le indagini continuano intense su questo settore e fa sentire la propria voce anche l'associazione Meter, che lancia un allarme. In appena 6 mesi sono 3.000 le immagini di minori che appaiono denudati, ma tutto questo lo fa l'intelligenza artificiale. Sentiamo Francesco Aloi. Partire dalla foto di un minore vestito facendolo diventare nudo. Tutto ciò è possibile con l'intelligenza artificiale. In soli 6 mesi, in Italia, quasi 3.000 i bambini spogliati con questo sistema. La denuncia arriva dall'associazione siciliana Meter. La pericolosità dell'intelligenza artificiale favorisce la pedofilia e la pedopornografia per quanto riguarda sia l'adescamento dei minori come anche la possibilità di essere sfogliati con il deep nude. Il primo dossier sull'IA lancia un vero e proprio allarme. I pedofili della rete ormai si affidano anche ai chatbot, con cui ha interagito il 92% dei ragazzi tra i 14 e i 18 anni. Non si accorgono che stanno parlando con l'intelligenza artificiale, però cadono in una trappola anche emotiva dove è possibile adescarli e certamente manipolare la loro innocenza. Il 52% dei giovani non riesce a distinguere un video falso da uno reale, ma più di un ragazzo su 2 si dice pronto a denunciare. Per Don Fortunato Di Noto, che da anni si batte contro la pedopornografia, bisogna intervenire subito. Cosa fare? Bisogna impegnarsi sempre di più. Prima a livello legislativo è necessario delle norme che regolano attentamente in maniera etica l'intelligenza artificiale. E l'intelligenza artificiale, come ha detto Papa Leone, solleva inquietanti interrogativi, una sfida dei giorni nostri, che quasi certamente sarà oggetto della sua prima enciclica. Maxi evasione IVA all'ombra di mafia e camorra. Investigatori del Servizio Centrale Operativo della Sisco e della Squadra Mobile di Palermo hanno arrestato 11 persone nell'ambito di una indagine degli uffici di Milano e Palermo. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione a delinquere transnazionale finalizzata al lavaggio dell'IVA intracomunitaria, al riciclaggio, al reimpiego e all'autoriciclaggio. I reati sono aggravati dal favoreggiamento alla camorra e alla mafia. E in Sicilia c'è tanta frode fiscale e tantissimo lavoro nero, lo riportano i dati del report della Guardia di Finanza. Sono 100 i milioni di euro evidenziati per reati tributari e scoperti 664 evasori fiscali totali. Manlio Viola.
Ammonta a 100 milioni di euro l'evasione fiscale o il profitto dei reati tributari scoperti in Sicilia nel 2024 e nei primi mesi del 2025. È il bilancio di attività della Guardia di Finanza che ha condotto ben 8.800 indagini nel settore tributario che riguardano la Sicilia. Sono ben 48 le imprese per le quali è stata chiesta alla magistratura di applicare la chiusura coatta dell'attività, 47 le persone arrestate per reati tributari a fronte di 1.237 denunciati. Ma ci sono anche ben 133 frodi sui fondi europei in questa statistica preoccupante. Sono numeri allarmanti quelli che riguardano il sommerso nell'isola. Durante le indagini sono ben 664 le imprese o i professionisti che operavano ma erano del tutto sconosciuti al fisco che sono stati scoperti. Ma le indagini per evasione non hanno riguardato soltanto l'isola. Con base in Sicilia sono stati scoperti anche ben 33 evasori internazionali. Drammatica la piaga del lavoro nero irregolare con 3.970 lavoratori scoperti durante le indagini e le ispezioni. Oltre alle tasse ordinarie, importante anche l'evasione delle accise, ben 416 gli interventi in questo settore ed altri 714 nel settore doganale, con 32 persone denunciate per contrabbando e 5 tonnellate di tabacchi sequestrati. Infine il gioco d'azzardo, con 212 denunciati e 122 punti di raccolta scommesse illegali individuati. Dopo lo scafo è stato recuperato anche l'albero del Beisian, il veliero affondato il 19 agosto scorso a Porticello nel Palermitano. Alla Procura di Termini Imerese adesso il compito di chiarire le cause della tragedia. Lorena Dolci. L'abbiamo visto tremolante nella bufera prima che si inabissasse in pochi secondi. A distanza di un anno l'albero del Beisian, il veliero naufragato a Porticello il 19 agosto scorso, è stato riportato a galla, i diversi tronconi in cui era stato tagliato legati a dei palloni. Un elemento fondamentale per le indagini, perché secondo alcuni esperti l'altezza eccezionale, 75 metri, e la presenza di un solo albero possono aver diminuito la resistenza alle raffiche di vento. Adesso verrà collocato nel cantiere di Termini Imerese che già ospita lo scafo recuperato. Solo tra 15 giorni i periti potranno entrare all'interno per scongiurare la presenza di gas tossici prodotti durante la lunga immersione. Nel frattempo verrà svuotato il serbatoio con 18.000 litri di carburante. Ad un primo esame non sono state trovate falle nemmeno nella parte adagiata sul fondale. Portelloni e boccaporti erano chiusi. Resta quindi il mistero sul punto da cui è entrata l'acqua. Misteri e teorie su cui la Procura di Termini Imerese è chiamata a fare chiarezza, individuando le cause di una tragedia che ha fatto 7 vittime, tra cui il proprietario del mega yacht Lince e la figlia 18enne. Le ipotesi vanno dall'errore umano a quello di progettazione. In 3 sono indagati per omicidio plurimo e naufragio colposo, a partire dal comandante. In ballo ci sono risarcimenti da circa 150 milioni di euro. Adesso una breve pausa, poi parleremo del solarium a Catania e di donazione del sangue. A tra poco. Caldo ma anche tanto caos per quanto riguarda le spiagge. A Catania è un cantiere aperto, il solarium del Nautico, mentre a San Giovanni Licuti la piattaforma adesso è fruibile ma i bagnanti continuano a lamentare alcuni disservizi. Tonino De Mano. È caldo, è molto caldo. Troppo. Sì, adesso cosa bisogna fare? Bisogna fare un bagno. caldo, sole a picco e tanta voglia di mare. L'estate catanese entra nel vivo, ma al momento non regala tante soddisfazioni agli amanti della tintarella, dispensando invece disagi, incomprensioni e caos. E mentre la piattaforma del Nautico ad Ognina è ancora un cantiere aperto, probabilmente aprirà giovedì, a San Giovanni Licuti è tempo di primi bagni. Finalmente il solarium è pronto. Oh sì, grazie papà! Annodare! Operai al lavoro per completare i servizi e bagnanti impegnati in slalom per raggiungere la già affollata piattaforma. In molti saggiano la struttura, ma non sembrano fare salti di gioia. Il solarium non è finito, è fatto malissimo. Nelle discese ci sono i tubi che ti impediscono di scendere. C'è l'ultimo gradino che è pericolosissimo perché è spaccato, è rotto. Mi creda, è pericoloso scendere in acqua perché non è stata fatta bene la discesa. Gli scalini dovrebbero essere più lunghi, che arrivano più lontano, perché la arrivano solo sugli scogli. Se uno scende scivola. Mancata programmazione, anche se hanno programmato, poi non so se si danno certi lavori a certe, non lo so. Io penso che qua non è giusto perché succede una cosa,
uno si fa male, chi è la responsabilità? Attorno al solarium e alla passerella per disabili balzano all'occhio la sporcizia, resti di cantiere e i ferri arrugginiti lasciati a se stessi sulla caratteristica scogliera. Capitolo playa, aperte le spiagge libere numero 1 e 3. Nei prossimi giorni toccherà la 2, solo a quel punto l'estate potrà decollare. Penuria di sangue in Sicilia, soprattutto in estate, quando diminuiscono i donatori. Sentiamo Giusy Lazzara. Tempo d'estate si ripresenta puntuale l'emergenza per la carenza di sangue. I donatori ci sono, ma non abbastanza a far fronte alle richieste che arrivano soprattutto da Palermo, Catania e Messina. Da anni impegnato da donatore, Riccardo Rossi della Comunità della Divina Volontà di Palermo lancia un appello. In Italia e in Europa manca il fabbisogno a ben il 30%. L'Italia, per colmare questo gap, va in America a prendere il plasma a prezzi molto elevati. Ebbene, tutti quanti noi dobbiamo diventare donatori per evitare questa situazione. Quindi noi possiamo, con questo atto d'amore, salvare tante vite. Unico esempio virtuoso Ragusa, che riesce a coprire 1/5 di tutto il fabbisogno della Sicilia. Quest'anno si conferma il trend positivo con 130 donatori per 1000 abitanti. Ma ci vuole un cambio culturale, dice l'Avis, che indica chi può donare. Basta avere 18 anni, basta pesare più di 50 kg, basta essere in buona salute e soprattutto utilizzare stili di vita sani e positivi che possano permettere il dono, quel dono che diventa necessario a quelle che sono non soltanto le malattie o i malati bisognosi di cure, ma serve anche per fare prevenzione. La Regione ha istituito 3 giornate dedicate alla donazione di sangue, il 23 maggio, il 19 luglio e il 21 di settembre. Bene, adesso una pausa e poi parleremo di calcio. Vi aspetto fra poco. Ed eccoci al calciomercato, si cominciano a muovere le siciliane di Serie C, il Catania guarda a profili già visionati a gennaio, mentre il Trapani sta valutando per l'acquisto di un portiere. Sentiamo Francesco Triolo. È un Catania attivo in questi giorni su più fronti, calciomercato, ma non solo. Il club del presidente Pelligra, dopo Zarpane e Pastore, che verranno ufficialmente presentati domani mattina, avrebbe già definito altri accordi per rafforzare altre aree della società. Sul fronte giocatori invece vengono rilanciati da più parti alcuni profili già trattati nel corso del mercato di gennaio, quando il direttore sportivo Ivano Pastore era già operativo in seno alla dirigenza nelle vesti di collaboratore dell'area tecnica, dagli esperti attaccanti Finotto e Comi a Bruzzaniti, 24enne che al Pineto lo scorso anno ha fatto benissimo. Accostato al Catania c'è anche Gennaro Anatriello nell'ultimo campionato in Sicilia tra Messina e Trapani, ma di proprietà del Bologna. Cominciano a farsi nomi anche per i Granata, che lavorano sempre al ricorso al CONI per la penalizzazione se Seculin dovesse, come sembra, rimanere al Modena. Per difendere la porta trapanese potrebbe tornare d'attualità il nome di Krapicas, lo scorso anno al Messina e già a gennaio tentato all'ex DS giallorosso Pavone. Con la retrocessione della CR potrebbe concretizzarsi. Per l'attacco invece il Trapani punta a Francesco Grandolfo, classe 92, reduce dall'esperienza di Monopoli. Oggi a Siracusa invece rientra mister Turati ed è previsto subito un vertice con la società, col presidente Ricci e il direttore Guglielmino. In agenda il mercato e il ritiro precampionato che dovrebbe svolgersi quasi certamente in provincia. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, vi aspetto alla seconda alle 14. A tutti una buona giornata.